Questa storia è figlia di Sergio Azzeni, cioè del suo realismo magico. In qualche modo ci collochiamo in quel percorso che rimane unico, perché Sergio è morto e quindi non ha potuto proseguire il suo discorso. Sarebbe molto interessante, chi ha letto Passavamo sulla Terra Leggeri, poter fare la seconda parte di Passavamo sulla Terra Leggeri, perché ce n'è tanto. Chissà chi è il custode del tempo. Forse io sono il custode del tempo, forse voi siete i custodi del tempo, perché il custode del tempo è chi racconta una storia. Se io avessi qua davanti Sergio Azzeni, e probabilmente c'è qui sotto forma di spirito, io gli direi: Sergio, ho preso io, tu avevi detto se vuoi aggiungere e cambiare, fallo, lo dice nel libro, e io ho aggiunto e cambiato, ho fatto un lavoro come il suo. La storia che vi racconterò stasera fa parte di una trilogia, come vi ho già detto, di storie di storia. Ormai io l'ho raccontata tutta la storia della Sardegna, tutta, a tutti, sempre giocando con la verità e con il realismo magico. A me non interessa fare lo storico, né mi prendo responsabilità storiche di quello che dico. Ci sono dei libri meravigliosi, ognuno fa il suo mestiere. Io sono figlio di Mimo Cuticchio, il contista, il quale racconta la chanson de Roland, che nessuno si mette il dubbio di dire però non è la verità storica, ma quando lo ascoltate, la chanson de Roland raccontata da Mimo Cuticchio in siciliano, si entra in un realismo magico, ante litteram. Stiamo parlando della storia della narrazione, figli degli Aedi. Gli Aedi, quando ci raccontano l'Iliade, non ci stanno raccontando una verità storica, eppure attraverso quelle parole si nasconde e si cela una verità. Il lavoro che faremo stasera è un lavoro a più veli. Non cercate nelle date, nei nomi, verità. Quello che voglio raccontare è qualcosa di più. Chiudo dicendo: questa tribù africana diceva ai propri, prima di mandarli nel rituale della foresta, non ha importanza che tu veda la pantera, l'importante è che tu creda alla pantera, perché la pantera verrà il giorno della visione. E il bimbo chiede: quando sarà la visione della pantera? Un giorno. Quale giorno? Quello. Allora la storia che vi racconto stasera è esattamente quella visione. Una visione impossibile e vera di una terra che ha bisogno non di storia o di storici. Questa terra ha bisogno di miti, perché noi possiamo guardare il mondo, guardandolo negli occhi, dicendo: lì noi siamo. I francesi hanno Vercingetorige, è un mito, ci hanno fatto Asterix addirittura. Ma pensate bene che se vi leggete il De Bello Gallico, vi rendete conto di che razza di personaggio è Vercingetorige, che loro sbandierano. La presa della Bastiglia è un mito, perché lì dentro quel 14 luglio, c'erano 4 mutilati. Uno senza un braccio, uno senza un occhio, uno senza una gamba, un altro muto. Uscirono con la bandiera bianca, la rivoluzione arrivò, c'erano 4 persone. E siccome la rivoluzione quando avanza non si può fermare, li uccisero, e quello è il simbolo della rivoluzione francese, che i francesi giustamente si guardano bene dal mettere in discussione. Noi non abbiamo bisogno di storici, noi abbiamo bisogno di miti per guardare il mondo negli occhi, ed è per quello che Sergio Azzeni è stato il più grande storico di realismo magico che abbiamo avuto. Siamo nella primavera del 1341. Timbora alle Doglie. Timbora alle Doglie. La moglie di Mariano sta per avere il suo secondo figlio. Le donne, vedendo la sua pancia, le donne di Sardegna, hanno detto: sarà femmina. Mai sbagliano le donne di Sardegna quando guardano la pancia di una donna. L'hanno accarezzata e lei si è fatta accarezzare. L'hanno guardata e lei si è fatta guardare. E hanno detto, che vuol dire un sacco di cose in sardo. E lei ha capito. Lei che non era sarda ha capito. E allora, mentre le vengono le doglie, ecco che le serve, le ancelle, preparano delle lenzuola per nasconderla mentre partorirà. La nutrice si avvicina a lei, la accarezza, le asciuga il sudore, le dice: respira piano, perché se respiri forte il dolore aumenterà. Timbora già ha sentito il dolore del primo figlio quando nacque, ed è un dolore che fu una sorpresa,
Perché dice una cosa così bella, deve fare un così grande dolore. Sì, lei lo sa perché è madre. Partorire è come partire in guerra. Beh, lei ricorda ancora gli occhi aperti di Ugone quando nacque. Ugone nacque e aveva gli occhi aperti e non piangeva, guardava al mondo e lo chiamarono occhi di pietra. La nutrice, quando l'ho presa in braccio, vedendo questo bambino che la fissava, disse: e occhi di pietra, il suo destino sarà la spada. Come sarà questa figlia misteriosa che le vecchie di Sardegna, vedendo la pancia, hanno già nominato, hanno già scelto? Mentre lei sta partorendo, cercando di resistere al dolore, sul pinacolo del castello dove loro vivono si poggia un'aquila. I servi, pensando a un cattivo presagio, con dei bastoni cercano di allontanare l'aquila. Via, via! Ma l'aquila non fugge. Via, via! L'aquila non fugge. E in quel momento piange la bambina, piange Eleonora, nasce Eleonora, e i servi, cercando di cacciare l'aquila, si rendono conto che l'aquila ed Eleonora sono una cosa sola, che dentro l'animo di questa donna ci sarà lo spirito dell'aquila, e allora la battezzano loro nel cuore l'aquila che non fugge. Eleonora nasce col cuore d'aquila. Sono passati 35 anni. Quella mattina Mariano saliva a cavallo. Quella mattina Mariano saliva a cavallo guardando le mura della città di Cagliari. Quella mattina era giunto un messaggio segreto. Un uomo era uscito dal castello, da un'uscita nascosta del castello di Cagliari, portando un messaggio della città, la quale diceva che si sarebbe arresa quella mattina. Mariano era un giudice straordinario. Tutta la sua vita era stata una vittoria. Aveva sconfitto più volte il re d'Aragona e il re Per, che conosceva perfettamente Mariano, perché insieme avevano vissuto quando erano giovani. Re Per non lo poteva sopportare. Aragona più volte rischiò di cadere. La fama di Mariano arrivava in tutte le corti d'Europa. Europa si parlava di questo piccolo giudice, di quest'uomo che aveva vinto 1000 battaglie. Aveva la casa, la sua reggia, piena di musici, di filosofi, di cerusici, di alchimisti, di uomini di scienza e di filosofia. Egli amava tutto ciò che è bello e si circondava del bello e seguiva il bello, e per il bello lui lottava per questa terra, poiché egli voleva vedere il suo vessillo in tutta
l'isola. Mancavano solo 2 città, l'Alguer e Cagliè, Alghero e Cagliari, 2 roccaforti inespugnabili che non si riusciva ancora ad abbattere, poiché erano città forti, con mura potenti, difficilmente potevano cedere. Quella mattina salì sul cavallo, i suoi uomini, i suoi capitani di ventura, uomini avvezzi ad ogni battaglia, dai nomi più incredibili che mostravano quanto fossero uomini duri, capaci di ogni sacrificio per la vittoria. Lui guardava negli occhi i suoi uomini e si faceva capire con lo sguardo. Bastava uno sguardo a Mariano per farsi capire, uno sguardo. Quella mattina salì sul suo cavallo e guardò i suoi uomini, passò in rassegna. La città sarebbe caduta quella mattina, le porte sarebbero state aperte, lui avrebbe vinto. Quella mattina, mentre sul cavallo si muoveva passando in rassegna i suoi uomini, invitandoli alla battaglia, egli aveva detto: uomini, combatteremo fino all'ultimo respiro. E il loro respiro diedero a Mariano. Terremo in alto la bandiera, e loro strinsero i pugni per dire sì, combatteremo fino all'ultimo respiro tenendo in alto il vessillo d'arborea. Sì, quella mattina Mariano sentì un capogiro improvviso, si sentì mancare, cadde a terra. Gli uomini si guardarono l'un l'altro, corsero verso Mariano per aiutarlo ad alzarsi, ma lui li allontanò. Barcollante si sollevò da terra. Salisburgo si avvicinò a Mariano e vide chiaramente sul suo corpo i segni della peste. La peste, il terribile morbo che uccide o in 1 o in 12 giorni, che fa morire il 98% dei contagiati, uccidendo ogni persona. La peste l'aveva colpito all'improvviso, ingiusta, inopportuna, improvvisa. Salisburgo guardò gli uomini. Gli uomini guardarono Salisburgo. Mariano aveva capito. Subito venne preso e portato dentro una tenda. Mariano chiamò i suoi uomini, i suoi generali, diede alcune indicazioni. Ecco Ugone, il figlio, questo figlio cresciuto fin da bambino nei campi di battaglia, che mai aveva conosciuto tenerezza, che mai aveva conosciuto le carezze della madre. Questo figlio corre per entrare nella tenda. Mariano non lo fa entrare. Fermati, figlio. Padre, figlio mio, nessuno deve sapere che io sto morendo. Devi continuare la battaglia, io tornerò a Oristano. Stai qui, cercate di non farlo sapere a nessuno, che le spie non se ne accorgano. Padre, io... Fermati! Non puoi rischiare. Addio, Ugone, non ti vedrò mai più. Ugone, solo il padre aveva conosciuto, solo la battaglia. Per lui aveva combattuto dando il cuore. Insieme a suo padre avevano sconfitto il generale spagnolo venuto con superbia, il De Lunas, che aveva sconfitto l'infedele. Re Pere, stufo di Bas Serra, aveva mandato il suo generale per combatterli e distruggerli. Cerchiamo una battaglia campale, distruggiamoli. E così aveva mandato il De Lunas con l'intenzione di fare piazza pulita di questi uomini che stavano dandogli fastidio, indebolendolo in Europa, poiché in Europa si guardava alla guerra con gli Arborea, e perché si chiedeva in Europa: ma com'è che questo signore che ha sconfitto l'infedele non riesce ad entrare perennemente nel regno suo di Sardegna? Che cosa hanno questi sardi? Che cosa hanno gli Arborea che impedisce agli Aragona di entrare? Eppure la preghiera a Dio degli Aragona sono più potenti delle preghiere a Dio degli altri uomini d'Europa. Ha sconfitto gli infedeli, eppure non entrano in Sardegna. Ugone col padre l'avevano aspettato al De Lunas. Quest'uomo era arrivato a Cagliè, superbo, aveva detto: vado a combattere ad Aristani. Gli uomini di Cagliè gli avevano detto: state attento, guardate che non avete a che fare con uno sprovveduto.
Che ne sanno loro delle battaglie? Noi abbiamo combattuto gli infedeli e sconfitto l'infedele. E così era partito senza aspettare per andare verso la zona di Sant'Anna. Allora Mariano aveva parlato al figlio e gli aveva detto a Ugone: io mi fido di te, prendi i cavalieri d'Arborea, i famosi cavalieri d'Arborea che mai temevano, con le spade corte in mano. Sali su verso Macomer, io fingerò di fuggire, ci faremo assediare e tu lo colpirai alle spalle. E così avevano fatto. Il De Lunas era arrivato fino ad Aristani e Mariano aveva fatto finta di fuggire. Aiuto, aiuto! E il De Lunas aveva circondato la città dicendo: arrendetevi. Ma proprio in quel momento Ugone aveva attaccato quei 4.000 cavalieri, preso alle spalle. Il generale De Lunas non aveva saputo che cosa fare, si era trovato nelle paludi di Sant'Anna e non era potuto fuggire via. Impantanati cavalieri e cavalli erano stati uccisi dai cavalieri e del De Lunas non era rimasta traccia, neppure una tomba per piangere il suo corpo. Fu uno smacco. A causa di quella sconfitta l'Aragona rischiò di cadere. Mariano pensava a queste cose mentre guardava gli occhi del figlio e diceva: sei un ragazzo forte, duro ma forte, proseguirai la mia battaglia, la nostra battaglia. Non dimenticare, la pace non è la libertà. La libertà si ottiene con la forza, con la pugna. Non dimenticare. Non dimenticherò, padre. E così Mariano partì su un carro allestito all'improvviso e passando per le strade di Sardegna in segreto andava verso la sua reggia ad Aristani, mentre Ugone proseguiva la battaglia. E come entrò da una porta segreta nella sua stanza, fece chiamare i notai per redigere un veloce testamento. Chiamò il vescovo di Cabras e gli disse cose segrete. Poi fece chiamare la figlia di Ugone, Benedetta. Benedetta fece per entrare nella stanza, ma lui la fermò e disse: no, tu sei l'unica nipote che io ho avuto, che io ho conosciuto. Ti benedico, Benedetta, non ti dimenticare che sei una bas serva. Benedetta fece 2 passi e se ne andò, piangendo, nella sua stanza. Poi disse a un suo servo: chiamatemi Eleonora, ho bisogno di parlarle ora. Ma signore, Eleonora aveva 35 anni allora, era una soltera, cioè una donna nubile, non si era sposata e non si comprende il motivo per cui Mariano lo aveva tenuta con sé. Quando era piccola, Eleonora vedeva le ombre nelle case. Quando zia Costanza moriva, ella aveva visto scendere dalle pareti ombre. Allora, spaventata, era andata da Costanza, ormai morente, e Costanza le aveva preso la mano e gli aveva detto: non temere, non ti faranno del male, sono attorno a noi. Con queste anime mangiano i nostri ricordi perché nulla rimanga, né di bene né di male, che possa impedirci di arrivare là dove dobbiamo. Se tu vedi queste ombre, tu sei eletta, Eleonora, l'aquila che non fugge. Poi aveva avuto un'altra visione dentro la stanza. Un angelo dalla spada infuocata era apparsa all'improvviso. Aveva toccato il cuore della donna e la donna aveva chiuso gli occhi. Poi questo angelo enorme, gigantesco, aveva abbassato la spada fiammante e si era voltato verso di lei. Lei, spaventata, aveva fatto un passo indietro e si era fermata. L'angelo si era avvicinato a lei, l'aveva carezzata. Non temere, Eleonora, io ti conosco, verrò anche per te, ma non è questo il momento. E poi era sparito, portandosi dietro tutte le anime del ricordo.
che mangiavano il bene e il male. Quando era giovane Eleonora cavalcava come il padre e gli uomini, vedendola a cavallo col padre, dicevano, che tradotto dal sardo all'italiano vuol dire è come il padre. Perché noi abbiamo l'idea che il sardo sia solo parola. Il sardo è movimento, è suono. Il sardo è uno sguardo, guagastiano, uno sguardo. E allora lei aveva dovuto fare un rituale segreto dei Bas Serra. L'aveva portata Timbora, la madre, Sacqua de Suscaresh, un'acqua che cresceva nel centro del palazzo d'Arborea. Lì lei doveva bere quest'acqua. Se non avesse dimenticato il suo nome, lei sarebbe stata eletta. Così la portò la madre. Il padre era tremante perché sapeva in cuor suo che quella ragazza aveva un cuore forte come un'aquila e avrebbe volato nel cielo per combattere 1000 battaglie, prigioniera in un corpo di donna. Fosse stata uomo, fosse stata lei il primogenito, Arborea avrebbe vinto 1000 battaglie. La madre la portò lì dove la fonte sgorgava. 3 donne vecchie la presero e recitarono Brebus Antibus, che non sono autorizzato a raccontarvi. Poi le fecero bere la ciotola dell'acqua, l'acqua del Suscaresh. Se tu non sei eletta, ragazza, dimenticherai ogni cosa e perderai ogni senso di ciò che sei. Se tu sei l'eletta, quest'acqua ti darà la verità. Conoscerai il tempo che fugge, le nuvole che si muovono nel cielo e ascolterai la civetta profetare. Bevendo l'acqua, Eleonora ebbe la consapevolezza del tempo. Nulla le veniva svelato, ma lo comprendeva. Le donne fecero leggere a Eleonora il libro dei Brebus Antibus, le parole segrete per guarire, combattere e maledire. E il padre la guardava quando era giovane e per questo non la fece sposare con nessuno. Quale uomo potrà avere una moglie come questa, meritarla? Solo un uomo capace di rispettare il cuore di una donna con la forza di un uomo, la sua libertà. Mariano, nel letto dove stava morendo, egli tremava per la febbre della peste. Eleonora entrò nella stanza, immaginatela, avvisata dell'arrivo del padre, le vesti che scivolano sul pavimento, lei col passo piccolo e veloce, lei che non era bella, che era rimasta sfregiata dalla pece greca durante una battaglia, lei entrò dentro. Il padre come la vide si illuminò. Eleonora, padre. Eleonora, io sto morendo, Eleonora, mi dispiace. Perché adesso? Questo è il nostro destino. Nasciamo e moriamo senza poter far nulla. Eleonora, ascoltami bene. Non ho molto tempo. Sento che le mie forze stanno mancando. Tu devi capire che tuo fratello non ti ama. Ha sempre vissuto la tua presenza come un ostacolo. Egli è un uomo brutale, violento. Lui non si farà mai amare veramente. Si imporrà soltanto con la forza. E Dio voglia che Arborea egli sappia difendere. Tu devi fuggire. Tu devi andare via da Arborea. Vai dal vescovo di Cabras. Egli ti aspetta e ti darà la sostanza con la quale tu potrai partire. E cercati un marito. È giunto il momento che tu ti trovi un marito. Ma come, padre? Io non conosco nessuno che mi interessi veramente. Saprai scegliere e sceglierai quello che sarà utile per te e per la tua vita. Gli uomini, i miei uomini, ti proteggeranno. Se tuo fratello cercherà di farti del male, loro ti difenderanno. Non devi temere mai. Eleonora mai aveva temuto.
ma quelle parole del padre le fecero sobbalzare il cuore, fece per avvicinarsi al padre. Il padre disse no, ma lei non aveva paura della morte. Si avvicinò al padre e l'abbracciò. Se vi deve prendere la peste che vi prenda, ma io non rinuncerò a un tuo abbraccio. Nessuno me lo può imporre, neanche la morte, neanche la peste. Padre, non piangere, Eleonora. Queste non sono lacrime, padre. Ed eccolo, in quel momento, le anime, mangiare, passato e presente, scendere dalla stanza e invaderla. E l'arcangelo Gabriele dalla spada infuocata verrò a prendere anche te. Non temere, farai grandi cose, mia nonna. Andiamo, Mariano, nel momento. Raggiungerò mia moglie Timbora nella Gerusalemme celeste. Sì, andiamo. Dopo qualche giorno torna Ungone. Non ha potuto vedere il seppellimento del padre. Torna, consapevole che i nemici ormai sanno della morte di Mariano. Nemici che oramai hanno rialzato la testa. Nemici che hanno mandato nuovi uomini per combattere in Sardegna. Che hanno trovato nuova forza, nuova linfa. Senza Mariano il giudicato potrà cadere. Egli è stato un grande condottiero, il figlio non vale neppure un'unghia, dice Re Per. Dobbiamo insistere, dobbiamo vincere. Ugone torna. Chiamate donna Eleonora. La sorella entra nella stanza. Qui non vi voglio, Eleonora. Andatevene ad Ardara nel castello. Vi darò la possibilità di vivere lì, oppure chiudetevi in convento, ma qui con me non vi voglio. Fate in modo di andare via al più presto. Andate. Eleonora esce dalla stanza, il cuore amareggiato. Lo sapeva, certo, lo sapeva. Il padre l'aveva avvisata, ma lei stessa sapeva che il fratello non l'aveva mai amata. Ma sentirselo dire così brutalmente a pochi giorni dalla morte del padre è stato per lei uno schiaffo.
così va a prepararsi per partire. Poche cose, era già pronta. Ecco che Benedetta, la figlia di Ugone, alla quale lei aveva fatto da madre, le si avvicina. Leonora, Benedetta, te ne stai andando. Leonora tace. Mi avevi promesso che stavi con me. Mi avevi promesso che mi facevi da mamma. Perché te ne vai? Sei come tutti gli altri. Tutti mi abbandonate, tutti mi abbandonate. Leonora avrebbe voluto parlarle. Leonora avrebbe voluto spiegargli che i grandi vivono in un mondo misterioso, arrogante, prepotente, capace solo di far male, che non sanno amare. Ma le parole sarebbero state sprecate. Poi Benedetta si chiude nella stanza, non la vuole più vedere, si sente tradita, col cuore spezzato, così che oramai nulla più trattiene Leonora in quella casa e prima dell'alba lei oramai è partita. Passa dal vescovo di Cabras, ritira ciò che deve, delle lettere e poi parte e la perdiamo, Leonora, la perdiamo lì. Ugone invece il giorno dopo viene eletto all'unanimità dalla corona dell'Ogu giudice d'Arborea. E chiama il suo popolo e parla e dice: Arbare, ascolta, siamo tutti stanchi di guerra. Certo, se voi me lo chiederete, io chiederò la pace al re Pele. Certo, la pace. Con la pace tutto tornerà sereno. La pace per essere schiavi. La pace a questo serve. Niente più guerre, niente più battaglie. La pace. Oppure la libertà. La nostra terra libera, col vessillo sollevato, liberi. Per la libertà ci vuole la guerra. Nulla si ottiene senza la guerra. Allora chiedo a voi di dirmi cosa volete, pace o libertà? Ditemi, Arbarè. E il popolo di Arbarè solleva le spade e dice: guerra, guerra, guerra. Entrando nel castello caccia via tutti, filosofi, cerusici, filosofi, alchimisti. Egli dorme in una branda, vive una vita spartana. Ugone è terribile con i nemici, malvagio perfino con gli amici che lo tradiscono. A due emissari del duca d'Angiò, il traditore, li fece passare le pene dell'inferno, li fece accogliere da un'assemblea e disse, erano due diplomatici, per statuto non avrebbero dovuto pagare pena, e lui li trattò e disse: questi vengono dal traditore di Francia. Li costrinse a partire durante una tempesta e questi non sapevano niente del tradimento, si lamentarono con l'Angiò. Uccise dei medici che non l'avevano saputo curare. Era un uomo terribile, non ammetteva critiche. E questo cominciò a renderlo inviso ai suoi uomini, che non ne potevano più. Nel frattempo, Leonora era andata a Genova. Genova era sfiancata dalle continue guerre continue di mare, di terra. E Leonora aveva una cosa che al doge di Genova serviva molto: i soldi. Era ricca, prestò 4.000 fiorini al doge di Genova, doge che aveva necessità di sostanze per mantenere la guerra, e addirittura cominciò a entrare nella vita pubblica della Repubblica. Lì conobbe un uomo che i sardi chiamavano il Burdo, perché era figlio di una contadina. Suo padre l'aveva avuto con una contadina, ma l'aveva riconosciuto, ne aveva fatto tanti, aveva fratelli e fratellastri in giro per tutta la costa del Mediterraneo. A lui il babbo l'aveva riconosciuto. Si chiamava Brancaleone Doria. Era di una famiglia straordinaria, potente, ricca. Lui era un vedovo, era un uomo riappacificato con se stesso. Leonora cercava pace, la trovò in quest'uomo
che, dicono i libri di storia, amò tantissimo. Nacque un figlio. Lianora aveva spezzato ogni radice col suo territorio. Non lo chiamò Ugone, non lo chiamò Belisario, non lo chiamò Mariano, non gli diede un nome da giudice, lo chiamò Federico. E Federico era altra storia. Ci ricorda per esempio Federico Barbarossa, ci ricorda altre storie. Aveva rotto ogni legame con la sua terra, era la moglie di Brancadoria. Suo figlio Federico fu fatto sposare in una sorta di contratto prematrimoniale con la figlia del doge, Bianchetta. Quando diventati maggiorenni si sarebbero incontrati, li avrebbero sposati veramente. Quindi un rapporto con l'intelligenza e i plenipotenziari di Roma molto profondo. Lei viveva una vita pubblica importante, era una donna importante, era ricca. Per essere importanti allora bisognava essere ricchi. Era un vizio di allora. Allora, nel frattempo, in Sardegna, Ugone proseguiva la battaglia, ma Re Per conosce gli uomini. Avvicinò un uomo, un certo Valore d'Eligia, e gli disse: voi siete stanchi di guerra, anche noi. Ugone non vale l'unghia di suo padre, vi costringe a terribili battaglie. I vostri magazzini sono vuoti, la peste va e viene per le strade dell'isola di Sardegna. Noi non vogliamo più la guerra, vero Valore d'Eligia? Noi non vogliamo più la guerra, vogliamo la pace. In cambio di qualche castello dell'oceano, Valore d'Eligia, cosa ne dite? Datemi una mano. Valore d'Eligia capì perfettamente cosa gli prospettava Re Per: uccidere Ugone in cambio di castelli che già appartenevano ai Sardi. Così, il 2 marzo di ogni anno, i giudici incontrano la loro gente. Il 2 marzo si fa memoriale della storia dei Bas Serra e si racconta di Ugone e si racconta di Mariano e ancora di Ugone e di Giovanni e di Pietro e di Belisario e di tutti quelli che sono stati i giudici che hanno difeso i confini. Un memoriale lungo per chiedere alla gente: pronti siete alla pugna, alla guerra? Volete combattere per la libertà o volete che cerchiamo la pace? Sempre, ogni anno. Ma quel giorno Ugone parlò al suo popolo e disse: io non voglio essere come Annibale, che per troppo odio perse una battaglia. Egli si sarebbe potuto accontentare invadendo Roma e distruggendola, ma odiò talmente tanto Roma che volle mettere tutti contro Roma e per questo perse. Per cui io vi chiedo, Arbarè, è il 2 marzo che dice questo: volete ancora la guerra per la libertà o la pace? Risposero: la guerra. E Ugone era convinto che questa risposta fosse convinta. Valore d'Eligia era lì che gridava: guerra, guerra, guerra. Quella notte del 2 di marzo Ugone rientrava nella sua casa senza scorta, come faceva sempre, perché lui diceva: il popolo deve difendere il giudice. Rientrava senza scorta nella sua casa, quando da un vicolo sbucarono 12 uomini con le lame calde, le avevano tenute nelle mani perché calde, volevano che entrassero nel cuore dell'uomo. E come Ugone si trovò circondato da 12 uomini guidati da Valore d'Eligia, che proprio quella sera nella casa del giudice stava dicendo guerra, guerra, si rese conto di essere caduto in una trappola e fu il primo Valore. Cercò di difendersi colpendo come poteva, cercò di divincolarsi da quel gruppo, ma 33 coltellate nel cuore lo uccisero quella notte. Gli mozzarono la lingua, poi corsero nel palazzo per prendere Benedetta, la bambina, la presero, la sgozzarono e buttarono nel pozzo lui e la figlia. Era il 3 marzo, da qualche minuto, 3 marzo.
si sparse la voce in Arbarè che il giudice era stato ucciso. Cadde una cappa di terrore, cominciarono a uccidersi l'un l'altro. Un gruppo di emissari partì e prima un araldo. L'araldo arrivò a Casteldoria dove c'era Eleanora. In quei giorni lei era lì e loro lo sapevano, ma era sola. Brancadoria non c'era, era partito per un lungo viaggio d'affari in Spagna e nel Mediterraneo. L'araldo arrivò nel castello. Eleanora stava per mettere a letto il bambino. Le parlarono. Vostro fratello è stato ucciso. Che succede? Stai dicendo la verità? Sì, sì signora, sono l'araldo. Stanno arrivando altri 4 emissari che vi porteranno un messaggio del giudicato. Dal Barbo. Dite signora, avete sentito? Sì signora, mi dispiace moltissimo. Vi porgo le mie condoglianze. Condoglianze. Questa è una trappola. Dov'è Brancadoria? Come mai non c'è? Come mai è partito per un lungo viaggio? State tradendo tutti. Genova mi ha tradito. Signora, che cosa state dicendo? Sì. Perché sono tenuta qua nel castello? Perché? Contro la mia volontà. Signora, siete qui perché vi stiamo proteggendo. No! Vi state imprigionando. Signora, non dite questo. Voi non capite. Ora siete voi il prossimo bersaglio. Siete l'unica. Vostro figlio. Mio Dio. Federico, che succede, mamma? Vieni con me. Vieni con me. E lo porta nella cappella del castello. E lì si mette a pregare. Dopo qualche minuto, ecco che arrivano gli emissari, chiedono di entrare, li fermano. Aspettate, la giudicessa sta pregando nella sua cappella, dobbiamo entrare, subito! E nasce una scaramuccia. Eleanora esce dalla cappella, va verso... Che succede? Questi uomini con la forza, hanno fatto tutto questo chiasso, volevano parlarvi. Sono i miei uomini, fateli passare. Signora, sono in 4, lei li riconosce, sono invecchiati. Si inchinano davanti a lei, le baciano la veste, lei si sposta. Che cosa volete? Che cosa avete da dirmi? Donna Eleanora, vostro fratello è stato ucciso. Come è stato ucciso? In un modo terribile. L'hanno sgozzato, gli hanno mozzato la lingua. E la bambina, uccisa anche lei, gettata nel pozzo con il padre. È sola. Mai come in quel momento. Lei si sente sola. Donna Eleanora, Arbarè vi chiede di tornare. Io sono una donna. Che cosa potrei fare io? Chiedete a Brancadoria, mio marito. Eleanora, Arbarè, voi avete bevuto l'acqua del Suscaresci. Voi avete nel cuore lo spirito dell'aquila che vola e fugge. Voi siete quella che noi cerchiamo. Tornate. Dal Barbo si avvicinò. Donna Eleanora, non andate, è una trappola, morireste. No, io sono una bassa serra, la mia gente mi sta chiamando e andrò. Donna Eleanora, venite ora, andiamo, preparate i cavalli, 12 uomini mi accompagnino assieme a questi 4. Portate il vessillo d'Arborea con voi. Prendiamo anche quello di Genova. No! Io sono una figlia di questa terra e voglio il mio vessillo. E vostro marito, ditele che sono ad Arbarè. E così Eleanora corre, va a Oristani, all'alba, il silenzio, morti, appesi, sangue da tutte le parti, i corvi, le civette, la notte hanno cantato e il vento è passato, sollevato la polvere che ha odore della carne e del sangue. Passa per le strade e guarda e vede che cosa hanno fatto i nemici e i traditori. Entra dentro la sala, i vecchi la stavano aspettando, non hanno dormito, i vecchi della corona dell'Ogu. Li vede, li riconosce uno per uno. Lei entra dentro, come la vedono gli occhi brillano. Un vecchio si avvicina a Eleanora, inciampa, cade a terra. Lei si inchina, la raccoglie, lui l'abbraccia. Gli altri si avvicinano per allontanarla. No! Vieni, Gonario. Donna Eleanora,
tu sei tornata. Quanto ti abbiamo aspettato. Tu ci puoi aiutare, tu, solo tu. Va bene, voglio sapere tutto, raccontatemi. E quel giorno viene speso per ascoltare storie, per l'elenco dei traditori da uccidere e per le cose da fare. Poi Lianora sale sul cavallo e dice: andiamo! E lei si muove a cavallo, coi capelli sciolti al vento e il vessillo dell'albero deradicato e la spada in mano. Entra nei villaggi e le donne, come la vedono, corrono da lei. E lei entra nelle case, guarisce gli ammalati, fa passare i dolori mestruali mettendo la mano sulla pancia delle donne. I bambini si avvicinano a lei e lei accarezza la testa dei bambini e gli uomini la accolgono e dicono: siamo pronti per te. Lei allora mostra un dono che aveva tenuto nascosto, la spada di prete Gianni, arrivato dall'Etiopia per consegnargliela, la spada magica. Con questa spada porterò la giustizia in questa terra e parte per portare giustizia e guarire gli ammalati. Eleonora vince ogni battaglia, riporta la giustizia, innalza il vessillo dell'albero deradicato, solleva la spada, guarisce gli ammalati. Lianora risponde alle domande, Lianora scrive le leggi raccontate oralmente, lei scrive sulla carta perché dice: resti la carta scritta, consegnata alla gente di Sardegna, resti la carta grande, la carta del popolo, il popolo sappia la parola cosa ha detto. Lianora guarda attorno, vince, spinge, allontana, ferisce, uccide, schiaccia, distrugge, vince e vince. Prende il figlio, lo porta, gli fa bere l'acqua del Suscaresci
il figlio dimentica il suo nome. Eleonora, capisci? Zia Betta, vecchia, la carezza. Eleonora, non temere. Ogni uomo ha il suo destino. Ogni uomo ha la sua storia. Non temere, Eleonora. È preoccupata. Il figlio ha dimenticato ogni cosa bevendo l'acqua. Egli non è un eletto. Zia Betta gli dice: non tutti possono essere eletti, ma tutti possono essere uomini e donne. La vita questa è. Tu sei l'aquila che non fugge, lui sarà vento silenzioso. Vento silenzioso, mio figlio Federico. Brancadoria arriva all'improvviso. Più in fretta lui ha cercato di fare i suoi affari. Gli è arrivato il messaggio di ciò che è accaduto, arriva come un fulmine, entra nel castello, va da Eleonora, l'aggredisce: ti ho lasciato, che eri una moglie, ti trovo che sei una guerriera. Eleonora, che stai facendo? Sto difendendo il mio popolo. Come stai difendendo il tuo popolo? Eleonora, ti sei messa nei guai, ti sei messa contro Aragona, lo capisci? Dopo la morte di tuo padre, Aragona doveva prendere il regno, il giudicato. Non è così, Brancadoria. Tu sei la figlia del visconte, la figlia del marchese. Nulla di tutto ciò ci interessa. L'unico titolo che noi riconosciamo in Sardegna è essere giudice. Eleonora, ma che ti sta capitando? Non puoi capire, Brancadoria. Tu non puoi capire. Io devo difendere la mia gente, perché la mia gente lo ha chiesto. Capisci? Io non ti voglio come un nemico, ti voglio come amico. Combatti con me, Brancadoria. Ma ti sei cacciata in un mare di guai. Tutte le corti d'Europa ti sono contro, perfino il Papa. Ascoltami, Eleonora. Io ho un salvacondotto che mi permette di arrivare dal re quando voglio e come voglio. Permettimi di andare a parlare con lui. Va bene, se vuoi tentare, tenta. Io scriverò una lettera alla moglie del re, chiedendogli una tregua, perché possiamo seppellire i nostri morti e anche loro possono seppellire i loro. Fammi partire. Così Brancadoria con questo salvacondotto parte in Spagna, in Aragona, ma c'è un problema. In quel momento Re Per è in crisi. Due sono i motivi che lo mettono spalle al muro. Intanto in Europa è scoppiata una guerra diplomatica fra un papa e un antipapa, che sono uno contro l'altro, un papa francese e un papa napoletano, Urbano VI e Gregorio XI, antipapa e papa, che si combattono e chiedono a tutti: tu chi voti, tu chi scegli? Aragona è neutrale, non sa cosa scegliere. Il vescovo di Cabras è con l'antipapa, Genova è col papa. Insomma, si distribuiscono un po' come gli appoggi politici di allora. Secondo di chi vince, o il papa o l'antipapa, se ne avranno dei giovamenti. Aragona, che è sempre stata la difensora della Chiesa fino a quel periodo, non sa che cosa scegliere. Il Papa preme. Il secondo problema di Per è che si è sposato la terza volta con Sibilla. Il figlio qua va in paranoia. Perché? Perché la sua moglie, Violante, è superiore per nobiltà a Sibilla. Se Sibilla avesse un figlio, questo potrebbe strapparle il regno, e questo lo mette in agitazione. Così che il giorno del matrimonio del re nessuno della corte va, il re si sposa solo. Quindi Brancadoria si ritrova in questa situazione. In più il re di Maiorca, che è sempre stato un po' fuori di testa, ogni tanto solleva la testa e combatte, mettendo in crisi l'Aragona, indebolendola, ancora una volta, spinto da tutti gli alleati che vogliono un Aragona debole, nuovamente si è sollevato contro il re d'Aragona, che quindi è da più parti spinto, da più parti aggredito. Quindi quando Brancadoria va e gli parla di Sardegna, questo non ne vuole sapere, per cui spinge, insiste, finché il re Per si arrabbia e lo arresta. Poi scrive a donna Eleonora e dice: se tu mi darai tuo figlio Federico, io ti restituirò tuo marito. Eleonora amava Brancadoria, amava veramente quest'uomo strano, viscido se volete, però un uomo. Lei trovava pace in lui, pace. Però lei non cede,
manda 4 emissari per prendere il bambino, lei li caccia via, comincia a spazientirsi. Cosicché porta Brancadoria a Cagliè, nella torre di San Pancrazio, per fare ancora di più pressione a Lianora. Però succedono tante cose, per cui Brancadoria si ritrova libero con un trattato di pace firmato davanti all'ostia sacra che Re Per, l'emissario di Lianora, ha mangiato per dare valore al contratto firmato. Contratto che dopo 2 giorni naturalmente viene disatteso da Re Per, che manda uomini in Sardegna. Di fatto si sente aggredita Lianora, riprende le armi, va da Brancadoria oramai libero e gli dice: ora è giunto il momento che tu mi lasci le tue navi e combattiamo insieme contro l'Aragona. Ed è una battaglia cruenta. Lianora vince su tutto il campo, finché rimangono ancora una volta l'Alguer e rimane ancora una volta Cagliè. Questa volta però circondate dalle navi di Brancadoria. Oramai la vittoria è in pugno e Lianora nel suo cuore si sente trionfante, stanca ma trionfante. Lei, immaginatevela, a un passo dalla vittoria, con quegli uomini che hanno servito suo padre e altri ancora che si sono aggiunti, che guardano a questa ragazza, a questa donna con ammirazione. Una donna capace con uno sguardo di comandare un esercito di uomini contro altri uomini. E sono uomini che hanno combattuto 1000 battaglie, crudeli, malvagi, che rispondono solo al carisma, non alla forza. Si confonde la forza col carisma. La forza non è il carisma. Lianora ha bevuto sacco de sus caresci, ha letto i libri dei Sbregus. Lianora è l'aquila che non fugge. Quando guarda un uomo, nessuno può resistere al suo sguardo, che sembra quasi acciaio. Lei quel giorno era pronta alla vittoria, quando ecco, ombre si muovono e mangiano passato, presente e futuro. L'arcangelo Gabriele sulla collina, sul colle, con la spada infuocata. L'arcangelo Gabriele si avvicina. Non adesso, perché stiamo vincendo, abbiamo vinto. Aspetta un attimo, un giorno si arrenderanno, un giorno. No, è il momento, Lianora, lo sai, non un attimo di più, non puoi resistermi. Ma perché? Io non ho paura della morte, ho paura per la mia gente. Come faranno senza di me? Come faranno a vincere le battaglie? Chi terrà questa spada? Chi terrà alto il vessillo? Perché? Perché? Perché questa è la tua storia, Lianora. Dammi la tua spada, seppelliscila qui. E ora andiamo. In quel momento l'aquila che aveva accompagnato Lianora cade a terra, trasformandosi in una pietra che sembra abbia le ali aperte. È finita. Sì. Andiamo. E così Lianora muore un passo dalla vittoria. Dicono che un giorno una donna, una ragazza legata alla terra, la nostra terra, per sbaglio, per caso, per destino, prenderà in mano la spada e troverà il vessillo e capirà, sollevando il vessillo e la spada, guiderà la nostra terra alla vittoria. E allora l'aquila volerà. Attenti. Ogni primavera guardate su nel cielo, un'aquila vi dirà che il giorno è arrivato della vittoria.